Buone notizie per il bilancio della Regione, completato il riaccertamento dei residui extraregionali. Il presidente Schifani e l'assessore Falcone, Regione credibile perché onora gli impegni. La Giunta regionale ha approvato il riaccertamento degli ultimi residui passivi di bilancio ancora pendenti, una somma complessiva di oltre 1,5 miliardi di euro. Si tratta di spese derivanti da fondi di finanziamento extraregionali inerenti il 2021, impegni verso imprese, fornitori di beni e servizi che finalmente potranno essere saldati dalla Regione. La nostra azione di riordino del quadro economico-finanziario della Regione, ha affermato il presidente Schifani, segna oggi un altro passo importante verso l'obiettivo di garantire sempre più certezze alle imprese, agli operatori economici della Sicilia. Stiamo lavorando per contenere i disagi per coloro che attendono i pagamenti della pubblica amministrazione e i fatti ci danno ragione. Manteniamo così un impegno d'onore verso chi si rapporta con le istituzioni per rafforzarne la credibilità e la fiducia dei cittadini. Completiamo il riaccertamento dei residui extraregionali, aggiunge l'assessore all'economia Marco Falcone, in anticipo di ben 5 mesi rispetto allo scorso anno, sbloccando centinaia di voci di spesa, opere pubbliche finanziate, attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione, le risorse FESR o il Patto per il Sud. Si tratta di una inversione di tendenza nell'ambito dell'efficienza contabile della Regione che il governo Schifani intende mantenere anche per il futuro. Adesso ci concentreremo, conclude l'assessore al ramo Falcone, sul bilancio consuntivo del 2022 col supporto degli uffici di ragioneria, a cui va il nostro apprezzamento.